azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Ci troviamo a Genova in occasione dei 90 anni della ferrovia Genova-Casella 1929-2019. Abbiamo il direttore, sono giornate di festa che state facendo qua appunto per festeggiare questo compleanno. Nasce tanti anni fa. Sì, è nata nel 29, doveva avere un grande sviluppo la ferrovia Genova-Casella, arrivare fino a Piacenza. Purtroppo arrivati a Casella la linea è terminata lì e non è andata oltre. La ferrovia è ormai un'istituzione per Genova e in questi anni stiamo facendo tantissimo con MT, che è il gestore della ferrovia, e Regione Liguria, che è la proprietaria, per poter incentivare il più possibile questa ferrovia, che è quasi unica nella realtà italiana, perché le ferrovie come la Genova-Casella sono poche, si contano sul palmo della mano. Come diceva lei, appunto, sono momenti difficili. Abbiamo adesso questi festeggiamenti a Pino in ricorrenza della benedizione del Cardinal Minoretti della ferrovia, e domani sarà la grande festa che sarà tutta concentrata a Casella, dove ci saranno tutto il paese in festa e con i festeggiamenti, con l'arrivo del treno inaugurale. Ecco, a livello tecnico come si può descrivere questa ferrovia? La ferrovia è una ferrovia a scartamento ridotto, quindi ha diciamo, la distanza fra le rotaie più piccole rispetto alle ferrovie normali, che consente quindi di arrampicarsi sul territorio con un percorso molto tortuoso, che è un po' il suo limite, perché poi essendo così tortuosa i treni vanno piano, vanno a 30 km, 35 all'ora al massimo. Però consente anche per chi è turista, per chi è appassionato di queste cose qua, di godere il paesaggio. Magari il pendolare un po' meno, perché il percorso è un po' lungo e comunque un po' tortuoso. Comunque in tutti questi anni sono stati fatti parecchi interventi per migliorare proprio il servizio stesso, e tante cose saranno ancora da fare. Ecco, è forse più turistica che di servizio? No, assolutamente, abbiamo parecchi pendolari, una buona utenza. Certo, non abbiamo dei grandi numeri, perché ovvio la realtà è piccola, il bacino d'utenza non è gigantesco, ma comunque i nostri pendolari li facciamo, li trasportiamo. Qua siamo a Manin. La prima fermata, possiamo dire un po' le fermate? Le fermate sono San Pantaleo, che è proprio dietro qua il quartiere di Marassi, in alto da Staglieno, via Burlando, poi Sant'Antonino, che è un po' distante dal vero e proprio paese di Sant'Antonino, che c'è una lunga crosa per arrivarci. Poi si fa un tratto senza fermate sotto i forti, si arriva a Trenzasco, poi a Sant'Olcese, che sono già, a Campi, che sono già in territorio di Sant'Olcese, Torazza, poi si scende verso Rio Sardorella, dove c'è la stazione di Sardorella, che è la stazione che noi diamo a noleggio per attività nel bosco, eccetera, con camminetto, eccetera, che adesso stiamo restaurando. Poi c'è la fermata la stazione di Vico Morasso, sempre in territorio di Sant'Olcese, poi sale con i tornanti di Sant'Olcese, c'è Sant'Olcese Chiesa, Tullo. Poi si arriva a Busalletta, poi si fanno altri 2 o 3 paesini del territorio di Serraricò, come Gniusci, Molinetti, e poi si arriva a Crocetta, che si entra nel comune di Casella, poi si scende Casella Deposito e Casella Paese. E si vanno a toccare 3 valli di Genova, 3 valli e 3 comuni anche, perché tocchiamo Genova, Sant'Olcese, Serraricò e Casella. Mi correggo, sono 4, ho detto 3 ma sono 4. Bene, allora buona giornata, lei. Grazie. Poi magari ci risentiamo al ritorno, lei viene e ci accompagna? Io purtroppo oggi no, non ce la faccio, sono qua a coordinare, aiutare i colleghi, che abbiamo parecchie cose da fare. Riusciremo ad andare davanti al guidatore? Faremo fare il viaggio a fare le riprese in cabina. Bene, abbiamo un gruppo che rappresenta Genova. Intanto chi siete così? Nuovo gruppo folclorico Città di Genova. Qui abbiamo tutta la nostra bella gioventù
la nostra bella gioventù, mica poco. Allora fate un pochino un saluto a questa giornata, al trenino di Casella, in occasione di questi 90 anni. Di monti e paesi incantè, ma fin a vita più bella respiando quest'aria lontana si te, si te chitarra lì, ma me incoraggia ogni e con un sogno da fesa o canta fra 7 giorni siamo chi lascio il zera tutte la Villa Treni, o Treni. Valli, ville, firie, e chi canta, chi sogna e crie. Villa o Treni, e chi canta, chi sogna e crie. Villa o Treni. Eccoci, allora questa è la canzone di auguri per i 90 anni. Esatto, questa è la canzone. Chi l'ha scritta? L'ha scritta Mentore Bo. Esatto. E voi? Oggi siete proprio Siamo invitati dalla Croce Verde di Pino Soprano e quindi faremo questa manifestazione, accompagneremo tutte le persone che verranno su a manifestare insieme a noi questa giornata. Ma suonerete sul treno anche? Sì. Certamente. Sì, è proprio previsto, faremo qualcosa in ogni carrozza a ogni fermata. Dunque, insomma, siete prontissimi. Sì, pronti. Tra questa canzone Pronti e carichi. E vediamo tutte quelle che conosciamo. anche quelle della tradizione. Folclorico. Noi siamo il gruppo folclorico di Genova, quindi è un gruppo folclorico nato alla Foce e per questo motivo abbiamo l'obbligo di portare la tradizione in piazza. La tradizione in piazza oggi sul treno però. Oggi sul treno. Tra l'altro approfittiamo e facciamo un appello a tutti quei giovani, che credo che ce ne siano ben pochi, però qualcuno magari si possa trovare, cerchiamo del personale per trasferire questa voglia di andare avanti, per trasmettere il folklore che difficilmente si riesce a trovare oggi. Speriamo che qualcuno accolga questo nostro appello. Bene, allora buona giornata. Ci sentiremo, ci vedremo ancora. Siamo in festa oggi. Sì, oggi iniziano i festeggiamenti per il 90° della ferrovia, ci stiamo organizzando per partecipare a queste cose, stiamo anche lavando le vetture, dando una mano alla ferrovia, come facciamo di solito. La vostra associazione nasce? Siamo tutti appassionati di ferrovia, nel caso specifico io dal 75 che banzico qui, una precedente associazione che nel 75 organizzò uno dei primi treni speciali in Italia per appassionati di ferrovia. Poi con gli anni siamo andati avanti, adesso praticamente dal 99 esiste questa associazione che si occupa di volontariato sulla ferrovia. Diamo una mano in varie attività di supporto per farla conoscere, scortiamo scolaresche, gruppi che ci chiedono informazioni sulla ferrovia, piccoli lavori di manutenzione dove possiamo operare, se molti di noi sono pensionati. Anche lei è un amico della ferrovia Genova-Casella. Sono fresco, però mi appassionava
appunto l'idea di portare avanti soprattutto un discorso che per Genova in particolare, ma anche per la Liguria, è un po' una tradizione, e come diceva lui, il nostro compito è quello di valorizzare il valore di essere la ferrovia, di accompagnare quando ci viene richiesto gruppi o scolaresche per spiegare un po' quello che è la ferrovia. Insomma, è un modo come un altro per dare valore a queste vetture che peraltro hanno anche una marea di anni. È un giro turistico oltre che di servizio? Un giro turistico, sì, diciamo che è un servizio accompagnato anche ad un giro turistico che è anche piacevole. Allora oggi ci accompagnate un po' in questo viaggio che arriviamo, fin dove arriviamo? A Pino, oggi si ferma a Pino con la Croce Bianca, poi c'è tutta una serie di iniziative a Pino, credo anche la presentazione di un libro, mi sembra, sulla storia della ferrovia. Bene, allora buon proseguimento, ci vedremo durante il viaggio. Perfetto, grazie. Signora Gina, lei questa mattina sta organizzando i viaggi? Sto organizzando il viaggio, ma ci stiamo lavorando insieme alla parrocchia di Pino Soprano e amici del Trenino di Casella praticamente da almeno un mesetto per organizzare la cosa nel migliore dei modi. Lei quante volte l'ha già preso questo trenino? E tanto, perché io sono nata a Pino e ho vissuto a Pino fino a quando non mi sono sposata, quindi è capitato parecchie volte, soprattutto quando ero molto piccola. Ecco. Poi quando hanno fatto nel 60 la strada carabile per Pino, allora magari sono un po' diminuite le occasioni. Però è sempre un piacere, ecco, la domenica fa sempre piacere prendere questo trenino perché è molto bello. Insomma, ha una bella lista qua. Una bella lista perché c'è stata un'ottima risposta sia per prendere il trenino sia poi per mangiare alla Croce Bianca di Pino, ma lì si mangia molto bene, quindi abbiamo sempre molto afflusso. Bene, allora faremo il viaggio insieme. Faremo il viaggio insieme, sicuramente, con molto piacere e spero che rimarrete contenti. Sicuro. Va bene. Siamo appena partiti da Manin, Eric è il macchinista, dove andremo? Siamo diretti a Casella, il paese di Casella, in Valle Scrivia. La strada è già tracciata. La strada è assolutamente già tracciata, di qua non ci si smuove. I comandi sono abbastanza semplici? Una volta che li si conosce, sì. Inizialmente può sembrare un po' complicato. Qual è il ruolo del macchinista? È quello di condurre il treno nella maniera più sicura possibile, coadiuvato dal lavoro del capotreno, il mio collega che in questo momento sta controllando i passeggeri. Ora siamo appena partiti, poi fra poco arriverà. È un lavoro di squadra poi in realtà, eccolo qua. È lui il capotreno. Naturalmente c'è un binario solo. Sì. Poi in alcune stazioni c'è possibilità di incrocio con l'altro treno che scende, logicamente. In questo momento sto dando trazione al treno, quindi ho la leva, diciamo, chiamiamola dell'acceleratore, ecco. Qui abbiamo invece la frenatura elettrica, facciamo un riassunto. Sì. Frenatura elettrica, qui il senso di marcia, questa qua è la frenatura d'aria, questa qua è la leva invece della velocità impostata, dove si può impostare, diciamo, un numero sul quale poi non si può andare oltre, diciamo. Adesso stiamo andando a che velocità? Ora stiamo andando circa 24-25, pian piano prendiamo velocità per arrivare al massimo di 35 in alcuni punti della linea, a seconda dei cartelli, quello che ci viene permesso. Qua c'è il capotreno che deve comunicare, vediamo un po'. Ci fermiamo a Sant'Antonino, passo poi dietro. Sì.
possiamo... Devo andare dietro perché sennò... Solo un saluto, un saluto. Lei è il capotreno? Capotreno, sì, capotreno. Il ruolo del capotreno qual è? Beh, sicuramente il ruolo del capotreno, oltre alla biglietteria che facciamo a bordo, abbiamo anche diciamo una cedola oraria dove bisogna far rispettare l'orario del treno e diciamo l'incrocio del treno, quindi un pre-incrocio e incrocio dei due treni che si incontrano in X punto per far sì che poi tutto il servizio sia regolare. La sicurezza è massima. Sì, viaggiamo in giunto telefonico, quindi avvisiamo il pre-incrocio, l'incrocio, l'avvenuto incrocio, quindi la sicurezza c'è. Bene, a dopo. Grazie. Abbiamo sentito anche la voce del capotreno, qua abbiamo il nostro Antonio che è un pochino nello stretto, ma credo che arriveranno sicuramente anche delle belle immagini. Ti puoi anche girare, Antonio, forse di qua si può cominciare a vedere anche Genova dall'alto. Macchinista, procede tutto bene? Procede molto bene. Tutto nella norma. Poi il panorama arriverà più avanti. Il panorama è più avanti. Sì. Questi 90 anni, come la vivete voi lavoratori? In maniera un po' caotica per quanto riguarda il lavoro, ma è molto importante per la storia della ferrovia. Quindi è una cosa che si sente, diciamo. La sentite anche voi giovani? Sì, certo. Eric, quanto tempo è che fa questo mestiere? Che sono qua in ferrovia è solo un anno. È solo un anno che sono qua in ferrovia. Prima? Prima era autista di autobus, a Rimessa di Cornigliano. Come mai questa trasformazione? Diciamo che sento molto il territorio, io essendo di un paese dove passa il treno, è stato quasi logico, tra virgolette, no? Per me pensarci. Vabbè, è qualcosa, è un sogno realizzato? Sì, in qualche modo sì, sicuramente. Perché da piccolino prendevi questo trenino? Da piccolino no, però per esempio mia moglie lo prende tutti i giorni per andare a lavoro, insomma comunque è una cosa sentita anche in famiglia. Allora, come ripeto, mi veniva un po' logico pensarci. Ecco, qua ci avete anche, siete tutti in comunicazione. Sì, vieni avanti. Ricordiamoci Sant'Antonino che passano i figuranti da una carrozza all'altra. Ok, ricevuto Sant'Antonino. La prima fermata? Sant'Antonino. Sì. Quanto ci si mette? Da qui pochi minuti. Abbiamo scoperto che ci sono diverse fermate prima di arrivare a Casella. Sì. Parecchie, lungo la linea. Ecco, in questi posti naturalmente si può venire col trenino e poi c'è anche una strada con l'auto. Sì, in alcuni punti sì, per esempio dopo Sant'Antonino c'è un tratto che non viene raggiunto con una strada per quanto riguarda le auto. Poi da Trensasco in poi si è collegati anche via macchina, diciamo, via automobile. Abbiamo anche le gallerie? Sì, gallerie, scendiamo le luci. Ecco, chiaramente qua il pericolo può essere qualche animale o anche qualche persona. Sì, animali sicuramente. Per quanto riguarda le persone si spera sempre, visto che comunque c'è il divieto, di non trovarne mai. Per fortuna non mi è ancora capitato, speriamo che non capiti mai. Periodo che si parla tanto di cinghiali, può essere, l'avete già incontrato? Caspita, cinghiali all'ordine del giorno. Un attimo d'attenzione, quello sicuro ci vuole. Comunque vi potete fermare, no? Lei può fermare. Rallento il treno, mi fermo quando è necessario, a seconda delle esigenze. Durante la giornata quanti viaggi ci sono? Aspetti che adesso facciamo la fermata di Sant'Antonino. Ecco, ci sono le procedure di fermata.
Assessore, festeggiamo i 90 anni. Assolutamente sì, importante festeggiare questo splendido traguardo in un'occasione così incredibilmente organizzata, una serie di eventi oggi e domani che possono aumentare la conoscenza dei nostri cittadini e di tutti i cittadini degli altri comuni toccati dal Ternino per questo splendido traguardo. Ecco, il suo ruolo è di impegno sul territorio e questo è, credo, un fiore all'occhiello, questo trenino di questo territorio. Allora, il Trenino di Casella è un fiore all'occhiello per il nostro territorio sicuramente, un territorio che comunque ha bisogno di diversi interventi sotto diversi aspetti. Lo stesso percorso del Trenino di Casella ha avuto diversi aspetti manutentivi, soprattutto per quello che riguarda il dissesto idrogeologico. Un'attenzione molto importante, è molto importante che ci sia attenzione verso questo settore e portare avanti investimenti che aiutino non solo la ferrovia del Trenino, ma anche tutto il resto della Media Val Bisagno ad avere le strutture necessarie per poter essere da questo punto di vista tranquilli. Ecco, adesso fra poco ripartiamo, mi si dice che si arrivano in posti molto panoramici. Ma i posti panoramici non mancano, tra l'altro sono tutti i paesi che vanno a comporre, oltre che i nostri quartieri principali, anche tutti i piccoli paesi della nostra Val Bisagno. Abbiamo Sant'Antonino, abbiamo Pino e poi si prosegue anche in altri territori di altri comuni, ma comunque i punti panoramici, come potete vedere, vabbè, qui ma anche dopo non mancano e non mancheranno. Un bellissimo connubio tra la storia della ferrovia e anche gli aspetti paesaggistici del nostro territorio. Macchinista, procede tutto bene? Bene, bene, si continua verso la salita, diciamo, che ci porterà a Pino. Riscenderanno i gruppi. Da qui inizia il punto più panoramico. E questo si vede giù Genova bene? Sì, parecchio bene. Qua c'è anche, siamo nella zona che quando si transita verso, diciamo, Genova Est, alzando gli occhi si passa, c'è l'autostrada, giusto? Esattamente, sì. Qua sotto c'è l'autostrada. È sempre caratteristico, soprattutto per chi non lo sa, penso vedere questo trenino in mezzo a questo monte qua. Sui monti, diciamo. Assolutamente caratteristico. È una bella giornata, non è proprio limpido, però insomma la città si vede. Eccola qua. Qua è salita? Sì, siamo sempre in salita. Ora, finché non arriviamo a Campi, una stazione di Campi sarà in salita. Dunque Campi è la prossima stazione. La prossima è Cappuccio, poi abbiamo Trensasco, Campi, Pino. Ci fermiamo in tutte? Sicuramente in Cappuccio, che mi è stato comunicato dal capotreno, e poi direi direttamente a Pino. È il capotreno che mi dice dove fermarsi, ecco. Vedo che la comunicazione tra di voi è molto semplice, no? Sì, molto semplice. Deve essere, diciamo, tra virgolette intuitiva, perché dobbiamo essere pronti. Quasi non se ne accorge, ma siamo saliti, eh? Sì, parecchio. Ora ci fermiamo a Cappuccio. Questo è Cappuccio? Sì. Stazione di Cappuccio. Non è che vediamo tanta gente. No, questa è una delle stazioni sicuramente meno utilizzate. Però se si scende qua si può scendere? Sì, volendo si può scendere. Però poi scesi qua dove si può transitare a piedi? Ma diciamo che qua c'è qualche sentierino dove la maggior parte della gente va in giro per raccogliere, per esempio, asparagi, cose del genere. Ancora un filo più avanti? Andiamo ancora un po' avanti.
Eccoci, fermi. Sì, di nuovo fermi, attendo il capotreno che mi dà indicazioni. Intanto intuiamo quello che succede nel quotidiano. Sì, diciamo che è uno spaccato di quello che poi succede quotidianamente, sicuramente. Ormai i treni delle ferrovie, invece quegli altri, forse c'è un po' più tutto di automatismo, o sbaglio? Beh, sicuramente, qua essendo un treno storico, quasi anche per fortuna, no? Per differenziarci un attimo, il lavoro è sicuramente un po' diverso. Queste comunicazioni vi arrivano da una centrale di base? Per esempio in questo caso l'altro treno che sta scendendo in direzione Genova ha comunicato la posizione al capostazione. Siamo sempre in comunicazione col capostazione tramite radio e in questo modo noi sentiamo anche il movimento dell'altro treno. Anche perché giustamente bisogna coordinarsi. Esattamente, è un continuo coordinamento. E come orari fate, sono frequenti? Sì, circa, considerando che praticamente un treno ci mette circa 55 minuti a salire, stessa cosa fa quello a scendere, i tempi più o meno sono questi, ecco. Naturalmente da Manin a Casella, no? Assolutamente. Manin a Casella, Casella a Manin. Sì. Il fischio vuol dire partenza. Sì, inesorabile. In maniera inesorabile, ha questo significato. Abbiamo un po' di peso. Viene segnalato il peso? Tante vetture, no, avendo tante vetture, con un po' di precauzione per ripartire, per evitare di far slittare il treno, per evitare che scivoli. E piano piano ricominciamo a salire. Di notte viaggia anche? No, di notte non c'è servizio. Il primo treno parte da Casella alle 6:20. Fa servizio, l'ultimo treno arriva a Casella, parte da Genova poco prima delle 9, diciamo. Per coprire tutto l'orario di studenti e lavoratori che abitano in valle. Lungo la linea, diciamo. Sicuramente tanto tempo sarà dedicato anche alla manutenzione, sia delle macchine, della linea, binario e delle macchine, vetture. A volte abbiamo rallentamenti. Ecco, d'inverno c'è tipo neve, c'è brutte giornate, cioè voi comunque viaggiate o magari... Certo, noi cerchiamo di viaggiare in tutte le condizioni. D'inverno abbiamo neve, ghiaccio, soprattutto a Casella, logicamente, dove c'è qualche grado in meno rispetto a Genova. Intanto vediamo ancora da questa parte un bel panorama. Questo è il punto più panoramico della linea. È più bello? Sì, è proprio il punto più panoramico. Il punto più aperto dove si vede Genova. Chiedono la prossima... Fermata di Trenzasco. Abbiamo anche le luci. Sì, per fortuna, direi. Ci fermiamo un po' di più in questa stazione.
No, qua in Trensasco no, non abbiamo fermata, andremo direttamente a fare campi e poi a Pino dove abbiamo la fermata. Conferma numero 1, cono 2, da vostro cono 16.614, trattengo treno 207 in Torrazza per incrociare treno 208. 10.54, capo treno, macchinista, treno 208, treno 208 in Torrazza. Macchinista, siamo arrivati a Pino, noi scenderemo, insomma grazie per questo incontro, per queste spiegazioni. Grazie a voi, date la possibilità di scoprire comunque a tanta gente la ferrovia, il nostro lavoro. Abbiamo conosciuto anche un macchinista appassionato di queste zone. Insomma, io abito proprio qua sotto, qua vicino, sì. Bene, allora buon lavoro. Grazie mille anche a voi. Buon proseguimento. Alla prossima. Alla prossima. E buon compleanno, 90 anni. Sì, domani. Non li senti, non si vede proprio. No, non si sente. L'ampia verde di monti e paesi cantè. Papi, mia vita più bella, respirando quest'aria lontana da te. Sita chitarra lì, ma me incoraggia tu lì. E conoscendo la chiesa, tu carno che non lascio a cena tutte l'agne, di almeno le quasi a Assessore, siete in festa? Siamo in festa, ci stiamo divertendo un sacco, la cosa più bella di tutto è fare cultura e divertirsi, è una giornata bellissima, è cominciata bene sotto tutti gli auspici, è stata organizzata con una pazienza e un amore incredibile da parte della Croce Bianca, della signora Gina che immagino abbiate già intervistato. E vede l'aiuto e la collaborazione di tante associazioni, di tanti gruppi. Avete visto i gruppi storici, ci hanno dato una mano, sono venuti e ci hanno anche abbigliato, è stata, insomma, inizia benissimo. Sono giornate storiche con questi 90 anni. Storiche, questi 90 anni, mettersi nei panni di quello che succedeva 90 anni fa, immagino che 90 anni fa l'arrivo del trenino in questa zona sia stato davvero una grande festa, qualcosa di straordinario. Forse oggi è impensabile fare una cosa del genere in un paesino così. Forse è impensabile, però noi stiamo provando, quest'anno non è la prima volta che veniamo sul trenino con delle manifestazioni del municipio, abbiamo già avuto durante tutto il mese di luglio le manifestazioni dell'Acquedotto, il Festival dell'Acquedotto del Teatro dell'Ortica e ci sono stati 2 o 3 spettacoli proprio sul trenino. Per noi il trenino è un punto nodale, è la storia, ma anche forse il futuro, pensare a una viabilità alternativa, un trenino che corre sul monte, che guarda il mare, perché no? Perché no? Una viabilità così difficile come la nostra in Val Bisagno, poterla alleggerire con una corsa di questo genere. Quindi una festa che riveste tanti aspetti, quello culturale e storico, ricordiamo, facciamo memoria
ricordiamo perché è importantissimo e nello stesso tempo teniamo l'occhio sul fatto che è possibile vivere bene anche in quartieri che a volte vengono considerati periferia. Sono periferici, sono lontani dal centro, ma non per questo non sono luoghi dove si viva bene. Noi lavoriamo per questo, perché chi vive qui si renda conto di stare in un bel posto, lo vedete, la natura intorno è a un passo dalla città, e perché abbia delle occasioni di stare insieme. Grazie a voi di essere venuti oggi con noi, spero che anche per voi sia una bella giornata. Grazie mille. Qui c'è tutta la giunta, siamo venuti tutti, tutto il municipio ha voluto partecipare a questa iniziativa e abbiamo il presidente della commissione terza che si occupa di questo. Il signor Pasquale Emilio, presidente della terza commissione, quella che si occupa dell'ambiente, dell'attività culturali, delle attività ricreative di questo municipio. E noi abbiamo notato nel corso degli anni che in realtà, sappiamo benissimo che la Liguria ha un clima favorevole, proprio nei mesi invernali. E la gente preferisce, gli stranieri preferiscono venire su queste linee qua, avvicinarsi dentro con il trenino e camminare queste cose, perché non tutti amano il mare, proprio fare il bagno, perché l'acqua di Genova è profonda, ma amano queste cose qua, soprattutto gli anziani. E devo dire che quindi non è che è da ripensare, proprio avete ragione voi, è da studiarci bene su questa cosa qua, perché è tornata la gente a cercare piccoli paesini. Oggi ricordiamo quando Cardinale Minetti venne su, venne per amministrare le cresime e venne a San Pietro di Pino, che è una grande confraternita, come San Giacomo di Monassano, che sono una delle prime nate in Liguria. Bene, allora buona festa. Grazie a voi. Ok. Mi dicono che lei è proprio di questa zona. Sono proprio, ho vissuto 6 anni proprio a questa stazione, quindi ho dei ricordi bellissimi, perché era un posto molto frequentato, c'erano 2 ristoranti, uno era questo e l'altro la tipica Manin, dove cucinavano ancora un po' all'antica, si facevano i ravioli fatti a mano, le tipiche lasagne, mandilli de seal col pesto, erano buonissimi, e c'era molta festa qui la domenica, si ballava su questa terrazza. Era un posto che è rimasto stranamente tale quale, però ha perso un po' di vitalità, ma tutto sommato questa si può anche rimediare, insomma. Il trenino, insomma, aiuta a vitalizzare. Portava tanta gente il treno la domenica, veramente era importante, a parte il fatto che fosse importante per la popolazione, perché le strade non erano certo quelle che erano adesso, però comunque aveva altre funzioni, che quella domenicale per esempio era proprio la gita fuori porta della città, nella sua semplicità degli anni 60 naturalmente, quelli che ho conosciuto io, ecco. In occasione di questi 90 anni del trenino, la parrocchia si è attivata anche con una mostra. Sì, ha colto l'occasione anche perché quando fu inaugurato il trenino il cardinale Boetto discese sulla stazione qui sopra il paese e venne in visita pastorale, quindi abbiamo colto questo aggancio per far conoscere un po' la nostra comunità parrocchiale, e abbiamo anche pensato di allestire una mostra fotografica che ci ricorda un po' com'era il paese negli anni andati, e in particolare anche mostrare la produzione di un sacerdote che è rimasto a Pino per più di 50 anni, che aveva l'hobby della fotografia, quindi molte delle foto che noi vediamo nella mostra sono proprio opera sua. Oggi siete in festa in questi giorni per questo evento? Sì, siamo in festa per questo evento perché coincide anche con l'inizio dell'ottavario che noi facciamo in onore del nostro santo patrono San Terenziano. Inizia proprio stasera la prima funzione e faremo festeggiamenti sino a domenica 8 settembre, dove ci sarà la conclusione solenne con la processione, con fraternite. Una bella festa di paese, ma noi che ci siamo molto affezionati cerchiamo di dare il massimo perché tutto possa riuscire bene, chi viene a visitarci possa trovare gradevolmente tante cose. Ritornando al trenino, lei che cosa si ricorda da giovane, da piccolino?
Beh, io mi ricordo da piccolino che inizialmente mi portavano i genitori e sembrava un viaggio, diciamo, verso l'infinito. Poi ovviamente l'ho usato qualche volta da studente, l'ho usato qualche volta anche per il lavoro. Io ricordo ad esempio i racconti di mia madre che frequentava l'Istituto Tortelli a Genova e quindi ha potuto farlo perché c'era il trenino, diversamente avrei dovuto andare a piedi in Val Bisagno, fare un viaggio che sarebbe durato 3-4 ore, quindi è una cosa impossibile. Quindi il trenino ha determinato veramente un cambiamento notevole nella vita dei nostri paesi, delle nostre vallate. Cosa mi dice del trenino? Il trenino è stata una bella invenzione, non c'era altro, capi? Non c'era altro. Si andava tutti col trenino e a piedi. Lei l'ha preso tante volte? Io l'ho preso, sì. Anche per andare a lavorare, perché io poi nel 50 sono entrato nell'MT e ho fatto l'abbonamento allora. Abbonamento al trenino perché stavo proprio sulla costa di Pino nel 50. Lei aveva 2 anni, mi hanno detto? Sì, 2 anni. E complimenti che li porta bene. E li compio 20, quelli compio il 28 di settembre prossimo. Va bene, allora tanti belli auguri. Grazie, grazie. Speriamo che campi ancora qualche anno. Sì, bisogna festeggiare i 100. Ma sono duri, 8 anni, No, ci arriviamo, ci arriviamo. Speriamo. Tante belle cose. Sì, grazie. Questa pace l'anima si perde
Salutiamo anche il parroco di San Pietro di Pino. Grazie. Siete tra l'altro in festa in questi 8 giorni iniziali di settembre, festa che coincide anche col 90° del trenino che passa proprio qua vicino. Ecco, se dovessimo dire un po' anche il valore di un mezzo di comunicazione che passa da queste zone, quale potrebbe essere? Proprio molto elementare l'andare a scuola servendosi di questo trenino, perché anche i tempi sono più o meno combaciano, però sono vicini e c'è meno fatica da parte degli studenti. Ormai adesso serve per tenere collegati la Valle Scrivia a quelli che risiedono in città. Comunque per me personalmente, che ho avuto l'opportunità di passare tante volte la mia estate, le mie ferie a Busalla, mi servivano perché non avendo l'auto mi servivo del trenino e combaciava bene con gli orari della messa che noi qui abbiamo ogni domenica alle 10. Direi che la lieta circostanza proprio per me è una parola molto spirituale, ma io ho sempre pensato ai 2 binari della nostra fede, che sono uno la preghiera, l'altro la carità. E proprio oggi credo una porta aperta di una chiesa significhi proprio questa, una mano data a Dio ma soprattutto ai fratelli. Ecco, questo è un messaggio che vorrei dare proprio nella memoria di questo centenario, che indubbiamente i treni, come tutti i mezzi di locomozione, danno modo alle persone di incontrarsi, ecco, di salutarsi, di conoscersi, perché poi chi frequenta quel trenino a quell'ora sono sempre le stesse persone. E adesso direi che con il turismo promosso soprattutto grazie ai nostri assessori alla cultura, e vorrei proprio ringraziarli per questa manifestazione, seppur loro erano un po' camuffati nelle vesti più religiose, nei costumi del tempo, però vorrei proprio cogliere anche da questa televisione di ringraziamento anche ai nostri pubblici servizi che tengono, direi, viva questa memoria e che abbiamo sentito proprio attraverso la religiosità dei fedeli, la tengono in auge. Ringraziamo anche voi che ci date questa opportunità di trasmissione. Tra l'altro questa è una festa nella festa, perché c'è la parte ufficiale proprio il giorno 1 settembre dove saranno tutte le pubbliche autorità, però ha dato l'occasione anche a una parrocchia come la vostra, insomma, di organizzare un ricordo anche con una mostra, perciò insomma credo che sia molto bello per tutto il territorio queste piccole feste intorno a questi 90 anni del trenino. Esatto, perché proprio dove è stata fatta la mostra, quello è stato 100 anni fa, proprio il teatrino 110 anni fa, per cui è nata questa vita attraverso quei mezzi di locomozione del tempo che oggi vengono usati più a scopo ricreativo, però allora c'era proprio l'incontro, c'era una ristorazione pubblica e questa festa di San Terenziano, per noi grande e solenne, era proprio un'occasione di incontro soprattutto della Val Polcevera. Diciamo che adesso col transito attraverso la Garia la nostra parrocchia è un po' questo punto di incontro, di passaggio, un po' come quello del trenino che ti porta da una stazione all'altra. Questo credo anche bello per noi cristiani praticanti, proprio vivere. Siamo quelli della via, della strada, così venivano chiamati i primi cristiani, non erano cristiani solo di Gesù Cristo, ma erano quelli che percorrevano le strade di questo mondo, e ci auguriamo davvero che tutti riescano a portare questo messaggio di fraternità e di pace a tutti. Allora ci salutiamo e ci ricordiamo questo passaggio, mi sembra molto bello per insomma chi cerca di seguire una strada cristiana, no? Questi 2 binari che ha portato l'esempio, uno la preghiera e l'altro la carità, così abbiamo motivo in più quando vedremo 2 binari di farci magari ricordare di Don Marco. Che il Signore ci aiuti. Grazie, è una protezione proprio qui dall'edicola mariana, che credo bello concludere anche la nostra intervista, questa edicola della Madonna di Fatima, di cui tutti possono vedere nell'epigrafe sottostante
quella frase che noi che siamo genovesi, molto devoti alla Madonna della Guardia, la ricordiamo: sotto il tuo presidio custodisci Maria, perché i pericoli sono tanti, ma con te, con Gesù, riusciamo ad essere sempre forti in questo mondo. Grazie ancora e auguri di buon proseguimento alla vostra Telepace. Ci siamo trasferiti alla sede della Croce Bianca, qua a San Pietro di Pino, e abbiamo due signore che hanno allestito una mostra, che vediamo due pannelli alle nostre spalle, e in più anche scritto un libro, che il libro lo vediamo in mani dell'autore. Allora, intanto per voi è una festa questo momento dei 90 anni? Sì, è una grande festa, stiamo festeggiando i 90 anni dal Trenino di Casella, che è stato inaugurato nel 1929 e quindi quest'anno qua, 2019, compie 90 anni, una grande festa. Il trenino è un pezzo di storia di genovesi, attraversa 3 valli, la Val Bisagno, la Val Polcevera e la Valle Scrivia. In 24 km percorre una tratta veramente spettacolare. Qui siamo a Pino, che più o meno è a metà del percorso, e diciamo che la mostra invece è stata curata ed racconta un po' la storia del trenino, però con degli aspetti più di storia locale, perché ci sono anche, racconta anche della storia locale di Pino, di Campi e di Torrazza, San Bernardo. Tra l'altro vediamo, appunto, parlava di posti spettacolari anche in questo trenino, che si può vedere dalle foto, insomma non è comune, no? Un'immagine di questo tipo. Diciamo che noi abbiamo da anni, facciamo libri sulla storia del trasporto pubblico in Liguria, e dopo tutti i libri che abbiamo fatto delle varie province e località, ovviamente il Trenino di Casella era fondamentale, ecco, per Genova e per la Valle Scrivia, ecco. Quindi è un libro da fare, indubbiamente. Ecco, tanto lo facciamo vedere: storia illustrata della ferrovia Genova-Casella, la ferrovia delle 3 valli tra mare e monti, e questa bellissima foto di questo treno in mezzo alla montagna, alla campagna, e come dai forti di Genova. Sì, questa è una foto fatta in Val Bisagno al locomotore storico 29, che praticamente è un po' anche lui un pezzo di storia, perché è il più antico locomotore elettrico esistente in Italia, è del 1924 ed è stato acquisito negli anni 50 dalla Ferrovia Sangritana nel centro Italia. Ecco, qua ci saranno sicuramente foto, abbiamo... Il libro praticamente raccoglie oltre 300 foto in bianco e nero a colori, sono oltre 300 pagine, racconta tutta la storia del trenino a partire dalla sua progettazione. Il trenino praticamente doveva arrivare in un primo tempo a Torriglia, poi diciamo con il crollo della borsa del 1929 si è praticamente arrestato e limitato a Casella. Ci sono tutta una serie di vicissitudini sull'esercizio, è interessante più che altro anche il racconto del tracciato, che per lo più ha svolto sia trasporto di linea che trasporto, in particolare negli ultimi anni, trasporto turistico, cioè è diventato veramente una grande attrazione turistica il trenino. Non abbiamo mai parlato in questo speciale di costi. Quanto costa un Genova-Casella? Allora, credo, Genova-Pino che è a metà. Genova-Pino costa 3 euro, però per gli abbonati all'AMT costa 1,50 euro. No, gli abbonati ce l'hanno. È considerata urbana, è da Genova-Pino, per chi è abbonato è come andare su un autobus. E costa 4,50 da Genova all'intero percorso, alle 3 tratte. Poi ci sono i residenti che hanno delle facilitazioni tariffarie come abbonamenti. Ecco. E per voi siete di Pino, che cosa ha di Genova? E per voi che cosa ha significato questo trenino nella vita?
Ma diciamo che per me è un pezzo di storia della città che deve essere mantenuto, dovrebbe appunto perdurare ancora, gli auguriamo oltre 90 anni, altri 90 anni, ecco. Sì, perché ha avuto tante traversie che abbiamo anche descritto nel libro, alluvioni, problemi di tutti i generi. Finalmente negli ultimi anni insomma, c'è stato anche il passaggio all'MT, quindi insomma un'azienda più solida, diciamo così, e quindi speriamo che si prosegua bene. Siamo nella sede della Croce Bianco di Pino e qua abbiamo il Presidente. In festa anche voi per i 90 anni? Noi, sì, in festa, una festa per noi voluta e cercata, e abbiamo colto questa occasione per fare una cosa, secondo me, nella sua semplicità, però l'augurio è quello e le nostre aspettative che rimanga nel ricordo di tutti i partecipanti come una bella giornata. Ecco, voi come associazione siete presenti e come servizio su questo territorio? Il nostro servizio ormai è solamente un servizio di aggregazione sociale, non più di pronto intervento, perché i numeri del paese come abitanti non ci ha permesso di proseguire nel pronto intervento, diciamo, nello svolgere quella mansione lì che ha bisogno di personale 24 ore su 24. Comunque siete una bella presenza, la presenza è importante. Ormai sono 71 anni che siamo qua insediati, diciamo, come associazione, quindi facciamo parte un po' della storia del paese. Non poteva mancare Masteghe Penso e abbiamo alle nostre spalle uno dei protagonisti della giornata della parrocchia di San Pietro di Pino, l'abbiamo già sentito, vogliamo concludere così questo momento anche nostro, alle spalle i 90 anni del Trenino. Sì, è vero, abbiamo colto questa occasione bellissima per così tirare in ballo anche la nostra parrocchia, che comunque ha avuto sicuramente un grande beneficio da questa nuova struttura di trasporto e la nostra parrocchia ha voluto, diciamo, dare un contributo con una piccola mostra e con l'inizio delle nostre festività patronali che iniziano proprio oggi, sino all'8 settembre. Noi abbiamo scelto di essere qua quest'oggi, abbiamo unito il 90° e questa fermata a Pino, poi ci sono state tutte le manifestazioni anche della regione, della città metropolitana, perché questa è una presenza importante del Trenino. Certo, certamente, ha cambiato proprio la vita di molte persone. Un tempo si andava a piedi con l'introduzione del trenino, tanti giovani hanno potuto andare a Genova a studiare, tanti lavoratori hanno fatto molta fatica, meno fatica a raggiungere Genova e quindi sicuramente tutti abbiamo avuto un grande beneficio, anche noi che all'epoca non eravamo ancora nati. Abbiamo anche un turista che arriva da Chiavari. Marco, dalla bellissima Chiavari per riscoprire le alture, le vallate dietro Genova con questo meravigliosissimo treno, una vecchia ferrovia che mantiene un'area retro che tanto ancora sa affascinare chi, guardando il treno, pensa agli ideali di uguaglianza e solidarietà, di rispetto dell'ambiente, del territorio e del progresso. E del progresso nel futuro che per tanti decenni questi mezzi di trazione hanno avuto, prima di essere poi soppiantati dall'individualismo spinto dei mezzi su gomma. Quindi sono molto contento di essere qua. Questa è la speranza. Bene, così un saluto che arriva anche da Chiavari. Qua abbiamo uno dei componenti degli Amici del Trenino. Gli Amici dell'associazione Amici Ferrovia Genova Casella, uno degli ultimi arrivati, anche se storicamente conosco il Trenino da un po' di anni, e l'unica cosa che vorrei consigliare è di cominciare a frequentarlo per tutti quelli che non lo conoscono o che l'hanno frequentato poco, perché tutto sommato è uno dei pochi mezzi di trasporto che riesce a girare tranquillamente alle Tre Valli senza la fretta del traffico, le code eccetera. In più credo che in tutta la zona ci siano molti luoghi di ristoro, ristorantini, trattorie che secondo me meritano sicuramente anche una puntata. Quindi l'augurio è di ritrovarci fra 10 anni per i 100 anni e nel frattempo cominciate a frequentare la ferrovia. Bene, sempre sulle note
genovesi. Salutiamo anche l'autore del libro, vi invitiamo a leggerlo, rimarrà nella storia questo. Sì, diciamo che è la storia del trenino, i 90 anni, che sono anche l'occasione per ricordarne appunto la storia della ferrovia, che è molto lunga e speriamo che vada avanti ancora parecchio, e soprattutto per valorizzare il territorio in cui tracciato proprio della linea è davvero spettacolare. Grazie, l'abbiamo già sentito, salutiamo anche il municipio, il comune. Il municipio Quarta Media Valbisagno, a nome di tutto il municipio tengo a ringraziare la Croce Bianca che ha organizzato questa bellissima manifestazione che ci ha riportato in questo tuffo nel passato, al quale tengo particolarmente, essendo cresciuta alla stazione della Costa di Pino, e ha valorizzato l'importanza di questo trenino anche come modo per collegarsi con la città in maniera veloce e attraversando una linea molto, molto bella, molto panoramica e romantica. Grazie. Bene, l'abbiamo già salutata proprio all'inizio questa mattina. Siamo praticamente alla fine, c'era anche Don Marco, ecco, gli auguriamo buona settimana di festa e concludiamo con la musica. Tra l'altro abbiamo sentito anche l'Ave Maria Senese. Ave Maria Senese, sì, noi abbiamo proprio un grande onore in questa zona attraverso la festa che qui si conclude per noi stamattina. Davvero bello con questo pranzo, con questa convivialità e soprattutto ricordando che c'è una prossima festa nella quale questa è stata inserita e apre la festa di San Terenziano, dove in particolare sono coinvolte le confraternite. Ecco. Io vorrei ringraziare proprio tutte le associazioni che hanno dato così spazio e accoglienza a questo inizio così solenne per la nostra festa. Abbiamo visto e vedremo ancora in finale delle immagini che abbiamo realizzato stamattina sul trenino e siamo qua appunto per festeggiare insieme questo compleanno, 90 anni, 1929-2019 del trenino da Genova, da Manin fino a Casella, e noi ci siamo fermati a Pino. Io direi facciamo un bel applauso a questi cantori storici, ecco. Allora finiamo con le spalle. Alcune foto, vedete, molto belle e suggestive. Vediamo ancora in finale qualche nostra immagine. È tutto, salutiamo insieme ad Antonio Solinas che ci ha seguito per questa speciale puntata su Genova, il compleanno del treno, 90 anni. È tutto e l'appuntamento alla prossima settimana. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the sky. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that